Vabbè, ma per quelli che hanno vinto c'era un pelo di più, sono stati più bravi a prenderla, quindi complimenti a chi ha vinto, complimenti anche soprattutto ai ragazzi dell'Agnene, a Stefano che comunque ha fatto una gran regata e poi anche tutti i barchini piccoli. Io stamattina ero stato purtroppo buon profeta dicendo che delle barche piccole sarebbero state molto avanti e diciamo che il fatto di partire, poi il lato un po' ridotto e la bonaccia hanno fatto sì che le barche piccole sono state protagoniste, però hanno anche regattato in maniera molto efficace e molto intelligente. A Esmith basta un refolo, poi sai, però non è stato solo il refolo, loro sono stati bravi, a un certo punto noi li abbiamo praticamente superati, eravamo molto vicini e là probabilmente ho avuto l'opportunità di fare una mossa e non l'ho fatta, ho sbagliato, che era quella di prendere e strambare. Col senno di poi, e in quel momento mi sembrava una pazzia, onestamente. Loro l'hanno fatto e sono stati bravi, hanno allungato, hanno preso vento da una direzione che di solito a Trieste o in quelle zone non c'è a quell'ora, perché di solito nasce l'aria da mare, invece è nata una raffichetta da terra. Bravi loro. Noi ci mancava un nodino di vento, era già tutta un'altra regata per noi, però insomma abbiamo appena preso la barca e comunque questa è la festa di tutti, non solo la festa nostra insomma.